Eccoci qua, buonasera Pescara, buonasera pescaresi che ci seguite da ogni parte del mondo, buonasera a tutti e a tutti quanti, spurs da S, vorrei dire bentornati in Serie B, goduria doppia, perché abbiamo vinto col Verona, goduria doppia, Pescara gode come non mai, guarda. Libera. Mannaggia ragazzi, stasera chiamateci, ci dobbiamo... come dice Teseo. No, basta! La plomba! Sì, dovrebbe andare anche questo microfono. Mo te la appiccio, aspetta. A pitch. Intanto continuano i caroselli per Pescara, godiamo come dei folli! Come dei folli godiamo! Come i folli. Come dei folli! Oh, ti sei perso una bellissima scena con il pullman non scoperto. Era scoperto perché i giocatori stavano sopra la cappotta del pullman e c'erano tutti quanti. Che devi fare? Libero tappo, sarà una fotografia. Bilanciamento. Praticamente c'erano tutti i giocatori che facevano partire i cori, loro facevano partire e sotto riprendevano. Sono arrivati da come si chiama? Che esagerato. Dalla Croce del Sud fino ad arrivare qui alla nave di Cascella, poi hanno girato verso Piazza Salotto, poi si sono fermati. Bellissimo, una cosa ragazzi. Splendida. Io sto realizzando adesso. C'era un pinna veramente. Ma l'hai visto? Grande spolvero. L'hai visto? No, scusate se no, abbiamo Posso dire una cosa ai veronesi? Mo vi dico siete una un po' in cosa. cascetta forse. Mo vi dico una cosa. Ve la siete voluta, ve la siete cercata, perché sicuramente avreste trovato una piazza carica, ma non come quella di oggi. Si cantava in tribuna, si ballava in tribuna, idem mai dissidi, la curva superlativa come sempre. Se non facevate gli stronzi come avete fatto, probabile che questo non accadeva, ed ecco perché siamo oltremodo felici e godiamo come dei folli. E adesso vedetevela con la Triestina che prende il posto nostro l'anno prossimo. Ma i veronesi vengono ripescati. Non credo. Chi è, mica? Casomai i Triestini avete pescato. Triesti? No, non sappiamo. Voglio una polo, mo passo. Con questo chiudo l'argomento Verona, perché scusate, Serie A e Serie B team, la Serie C non è roba nostra, capito? Ciao Verona! Ciao! Andiamo avanti, dai, parliamo di cose gioiose.